17ª giornata nel girone B del campionato di Serie C femminile. Il Padova ospita in via Vermigli il Gordice dopo la strepitosa vittoria della settimana precedente nel derby contro il Vicenza, con le biancoscudate che hanno inflitto alla capolista la prima sconfitta stagionale. È stata sicuramente la partita più esaltante del campionato per il Padova, che però adesso non può cullarsi sugli allori se vuole ancora scalare la classifica. Dall'approccio che ha in questo nuovo derby contro il Gordice non si direbbe, visto che Sofia Carli va vicino al gol dopo pochi minuti con questa scivolata in aria e continua ad attaccare il Padova. Qua c'è Gallinaro che si allunga un po' troppo il pallone, arriva quindi alla conclusione quando la sfera sta per uscire, ma ancora il Padova. Marianna Fabbruccio, il suo cross non ci arriva per un soffio, ancora Gallinari, sfuma anche questa occasione. Ma nel primo tempo è un monologo biancoscudato. Ottimo l'inserimento di Spagnolo, che però poi non riesce a calciare in area di rigore. Guardate invece cosa succede verso la mezz'ora, recupera palla il Padova e poi con questo ottimo lancio lungo fa partire il contropiede Gallinaro per la corsa di Costantini, che arriva in area forse un po' stanca, il suo diagonale termina fuori. Il Padova però continua ad attaccare. Sombrero di Arianna Catuzzo, che poi riesce a difendere il pallone in aria, lo serve indietro per Carli, il suo tiro sporco viene deviato dal portiere con l'aiuto anche della traversa, poi sembra fatta per il gol di Gallinari, che invece deve girarsi e trova ancora l'ottima posizione del portiere avversario. Inserimento di Catuzzo, il tiro, il diagonale però non è precisissimo. È un Padova che colleziona occasioni da gol nel primo tempo. Qua c'è Gallinaro, ma la sua conclusione termina fuori. Si arriva poi nella ripresa dopo tante occasioni nel primo tempo. La prima occasione nella ripresa è quella buona, perché qui Costantini viene atterrata in aria, una spinta per l'arbitro è calcio di rigore. È stata sbilanciata quel tanto che basta per cadere Costantini. L'arbitro non ha dubbi, indica il dischetto e così si presenta la solita specialista Chiara Sarain, che angola molto bene il suo sinistro e trova l'1-0 meritatissimo, anche se sudato, per il Padova. Poi Sarain si concede anche un'esultanza particolare rivolta tutta verso i fotografi. Padova quindi che sblocca la partita ma continua ad attaccare. Cross di Dal Pozzolo, ci va Catuzzo di testa e c'è un nuovo calcio di rigore, perché l'opposizione a Catuzzo è fallosa. C'è un fallo di mano, come rivediamo dal replay della difesa del Gordice. Così il nuovo calcio di rigore, ma questa volta Catuzzo, essendoselo procurato, vuole anche calciarlo ma non lo fa bene, spreca così l'occasione dal dischetto. Si resta quindi sull'1-0. Poi al 25esimo c'è anche questo gol di Sarain, annullato però per un fuorigioco millimetrico dall'arbitro. Il Padova quindi deve soffrire fino alla fine, anche perché ci vuole una strepitosa parata di Martina Donà a 10 minuti dal 90esimo per evitare un pareggio che sarebbe stato una beffa. L'ultima occasione però per il Padova, con questo colpo di testa del capitano Sara Midei, che termina fuori. Il Gordice cerca di attaccare fino all'ultimo minuto ma non trova il pareggio. Finisce quindi 1-0 per il Padova, che ritrova il sesto posto della classifica a quota 31 punti e può quindi far partire la propria corsa di felicità verso il pubblico di via Vermigli.